Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, buongiorno, ben ritrovati in questo giovedì, tutto dal clima, dall'atmosfera natalizia. Voi siete pronti? Intanto andiamo a capire un po' come andrà questa giornata insieme all'oroscopo, insieme a Radio.0, insieme a me, Maria, sempre pronta ad accompagnarvi con le ultime curiosità. E allora partiamo subito con i nostri 12 segni. Ariete, siamo subito da voi. La luna è dalla vostra parte oggi senza alcun dubbio, ma il sole in disarmonia con Giove vi ricorda che dovreste essere un po' più realisti, diciamolo. Se nel rapporto di coppia avete commesso un passo falso, potete cercare però di rimediare, magari un regalino extra, che dite? Toro, sebbene siate metodici, abitudinari, voi lo sappiamo, non disdegnate però i possibili cambiamenti positivi posti sul vostro cammino dal trigono Venere-Urano. Da alcune situazioni potete pretendere di più, a patto però che anche gli altri siano d'accordo. Cercate sempre di mediare la situazione. Gemelli, Luna e Marte che bisticciano e voi siete lì in mezzo con pensieri burrascosi che vi corrono per la mente. Calmateli, magari con l'ascolto di un po' di musica rilassante. Una partita a scacchi ci consigliano le stelle. Se non sapete giocare, pensate a qualcos'altro che vi rilassi. Se non avete colto nel segno invece al primo appuntamento, parliamo di sentimenti, non vi preoccupate perché rimedierete al prossimo e al meglio. Cancro, amici, avreste proprio bisogno di una pausa, ma siete disposti a tirare avanti, a patto che possiate avere il tempo di sbrigare alcune commissioni improrogabili. Ad esempio, rimaniamo sempre là, i regali natalizi, quelli dell'ultimo minuto. I preparativi per il giorno di Natale, infatti, portano via davvero tante energie, quindi provate a farvi aiutare da qualcuno, magari in famiglia, così fate più veloci e risolvete subito. Eliminate invece gli impedimenti, amici del Leone, e le false convinzioni. Per merito della Luna nel saggio Sagittario oggi camminerete molto più spediti verso la vostra meta, i vostri obiettivi. Se il bagaglio pesa, un ottimo consiglio è togliere il superfluo, però dovrete farlo voi. Tenete solo l'essenziale, non sono le cose a rendervi felici, ricordatelo. Vergine, voi vi lasciate prendere anche dalle piccole cose, riuscite a non superare il limite di un budget comunque ridotto e a fare comunque una bella figura, merito del vostro senso pratico che non vi abbandona nemmeno questa volta. Se ultimamente avete avuto magari un po' poco tempo per la famiglia, rimediate, dedicando i vostri momenti, soprattutto in questo periodo, e magari portando tutti fuori a cena, così rendete tutti più felici. Bilancia, Luna in Sagittario per voi, eviterete quindi errori di valutazione, non poco per queste intense giornate, decisioni attente e sagge anche se si tratta solo di scegliere il vostro outfit, va bene in ogni campo. La fiducia reciproca è invece fonte di intesa nel rapporto di coppia, dovete però essere pronti a concederla, cosa non facile per tipi come voi. Scorpione, eccoci, all'ultimo momento il vostro compagno o compagna, oltre all'albero, a tutti gli addobbi, vuole aggiungere ancora qualcosa. Cercate comunque di accontentare la vostra dolce metà, così avete già riequilibrato la situazione. Quanta pazienza ci vuole per esaudire i desideri degli altri, ditecelo. Ai vostri non avete tempo di pensarci, ma anche qui dovete riequilibrare il tutto. Sagittario, vi siete accorti che alcune responsabilità sono più pesanti del previsto, ma il sestile Luna-Saturno vi dà una mano preziosa, a dir poco, a sostenerle con grande tenacia e determinazione. I preparativi dell'ultimo minuto per i regali, per gli addobbi natalizi non sono proprio una passeggiata, evitate però di innervosirvi per un non nulla alla fine. Opportunità finanziarie in vista all'orizzonte per i nostri Capricorno grazie a Venere in trigono a Urano in questi giorni. Se state tenendo d'occhio degli investimenti potrebbe essere una buona occasione per agire adesso. Superate i vostri stessi limiti, anticipate un piccolo desiderio del partner, vi ringrazierà così di cuore. Acquario, dovete prendere una decisione voi, una decisione che comporta alcuni rischi, almeno così sembra, ma il sestile Luna-Saturno vi aiuterà a correrli nel migliore dei modi possibili, quindi ottimo proseguimento. Regali anche per voi dell'ultimo momento ancora da fare, ancora in stand-by. Occorre una soluzione che però non svuoti il portafoglio, ma con la vostra creatività sappiamo che ci riuscirete al meglio. Ancora per i nostri pesci, infine, per voi c'è il senso artistico di Urano che vi ispira particolarmente. Non pretendete un capolavoro comunque, ma anche una tavola ben apparecchiata fa la sua bella figura e voi lo sapete bene. Ripensamenti dell'ultimo minuto sono sempre possibili, attenti, quindi a meno che non vogliate rischiare davvero, forse questa volta sarà il momento giusto. È tutto quindi anche per oggi dall'oroscopo del giorno, noi ci ritroviamo domani per una nuova giornata aspettando Natale insieme alle stelle. Intanto a tutti auguriamo un buon giovedì, ciao amici e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0